Con il presidente dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova, Roberto Boschetto, abbiamo toccato argomenti scottanti della realtà artigiana veneta, come le recenti notizie di suicidi da parte di imprenditori veneti pressati dalla crisi economica. Una delle cose che accomunano i piccoli imprenditori e i lavoratori sono i suicidi, spesso per carenza di liquidità, spesso perché non incassano soldi dai loro clienti e in particolare talvolta dagli enti pubblici. Sì, questo purtroppo con la crisi è sorto questo problema, ma è sorto come purtroppo un nostro collega ci ha lasciato poco tempo fa, un nostro iscritto a 30 anni, il quale il suicidio è avvenuto non dai debiti ma dai debitori, cioè non perché lui non pagasse i suoi fornitori, ma bensì il contrario, che enti pubblici e privati non lo pagavano. Ecco, questo purtroppo è il problema che sta nascendo e che purtroppo sta creando anche questo disagio che diventa un disagio mentale, un disagio della persona, che vede la sua realtà costruita con molti sacrifici e difficoltà svanire. Perché? Perché lo Stato che mi chiede i soldi per le tasse, io le devo dare immediatamente, altrimenti arriva Equitalia e mi dà gli interessi, mentre tu Stato, quando io faccio un lavoro per te, li devi dare a me li dai dopo 2 anni, 3 anni. Questo non può essere, soprattutto in un momento di crisi che di certo non l'ha creato l'impresa, ma l'ha creata una classe politica inadeguata a gestire questo paese. Boschetto ha commentato anche le misure del governo Monti rispetto alla realtà artigiana ed ha illustrato le iniziative dell'UPA. Abbiamo un governo tecnico. Se avessi l'opportunità di dire qualcosa direttamente al presidente Monti, cosa direbbe? Noi, seppure con molta difficoltà, siamo grati al professor Monti, perché siamo stati e lo siamo tuttora molto critici della classe politica che ci ha portato in queste condizioni, di una legge elettorale sbagliata perché non sa interpretare le esigenze del territorio e delle persone, degli elettori. Quindi fermo restando questa parte importante che spero che venga rivista dai partiti, Monti è entrato con la scusa del governo tecnico, ha dovuto risanare una situazione ereditata. Il problema è che come al solito siamo sempre noi a pagare, sempre noi a subire i sacrifici, e come vediamo IMU, tasse stanno aumentando, però a quanto pare stiamo vedendo nei giornali, ma era una realtà che si sapeva già, i partiti e quindi quello che è la politica tra virgolette sperperano i soldi, insomma, ecco, soldi di sacrifici, insomma. Presidente, per concludere, una parola per i suoi associati e per tutti gli imprenditori artigiani. Ma io sono stato eletto da 1 anno e mezzo, da poco, e quello che sento dentro e che ho anche sperimentato in questo breve periodo è quello che il valore delle associazioni, Confartigianato Padova, Unione Provinciale Artigiani di Padova, è un'associazione che ha molti anni, che rappresenta 11.800 iscritti, che è una realtà importante, che dà sicurezza alle imprese e dà sicurezza ai consumatori. Per cui io dico sempre ai miei associati: voi cercate di sfruttare, consumare tra virgolette quella che è l'associazione, perché è un mezzo importante per far valere il vostro lavoro. Dall'altra parte ai consumatori, quelli che sono i nostri clienti, quindi dico che noi siamo una garanzia per loro. Qualsiasi cosa c'è, un'associazione che è nata 64 anni fa, penso per durare così tanto vuol dire che c'è del buono, ci sono dei valori e delle sostanze importanti che dobbiamo portare avanti, continuare a portare avanti, e che quindi danno delle garanzie. Le imprese artigiane dunque sono pronte a rispondere ai cambiamenti del mercato per dare il loro contributo alla ripresa. All'appuntamento con il futuro, le nostre imprese artigiane non mancheranno.